Emettevano false fatture per la costruzione di un impianto a biogas. La Guardia di Finanza di San Donà di Piave ha scoperto tra Veneto e Friuli Venezia Giulia 8 persone, ora accusate di reati finanziari, dalla truffa per l'ottenimento di fondi pubblici e l'emissione di fatture false, riciclaggio e autoriciclaggio. L'indagine è iniziata nel 2019 dalle verifiche nei confronti di un pluripregiudicato del San Donatese e di 2 società cartiere a lui riconducibili. Dagli accertamenti è emerso il legame tra una di queste società e un'impresa agricola friulana che avrebbe ottenuto 200.000 euro dai fondi europei per la realizzazione di un impianto di produzione elettrica da biogas, effettivamente costruito ma mai entrato in funzione. L'impresa avrebbe gonfiato i costi dichiarando una spesa più che raddoppiata rispetto a quella effettiva e riuscendo così a ottenere il massimo del contributo europeo. La truffa sarebbe stata portata a termine con la complicità dell'azienda cartiera San Donatese, che avrebbe emesso una serie di fatture per operazioni inesistenti e poi restituito il denaro all'impresa friulana con varie modalità. Le operazioni illecite sono state quantificate in 320.000 euro, l'evasione totale delle imposte e dell'IVA in oltre 150.000. Nell'indagine sono coinvolti 3 imprenditori friulani, 4 del San Donatese, 1 trentino. Alcuni hanno già precedenti per reati simili.